anni 70, quando dall'idea e dalla collaborazione fra due uomini di lunghe vedute nasceva la mitica Gymkhana di Onara. Sono passati ben 51 anni e ancora al giorno d'oggi la storica Gymkhana di Onara risveglia i sogni di tanti appassionati che una volta erano bambini e guardavano la pista con occhi stupiti e che ora sono imprenditori, meccanici e piloti. Benvenuti alla Gymkhana di Onara. Ad Onara, piccolo paese dell'Alta Padovana. 43 anni fa Alberto Sgarbossa ed Ernesto Zandarin, dopo aver partecipato attivamente a più manifestazioni di questo tipo nella zona di Rovigo, decidono di riproporla nella loro terra natale, in collaborazione con la Proloco. La Gymkhana diventa subito un grande successo. Gli onarani aprono i loro garage e spolverano le loro auto per partecipare alla gara, apportando sempre più modifiche per rendere prestanti e in grado di dimostrare al meglio le loro abilità alla guida. Mezzo secolo di storia e di motori in un piccolo paese dell'Alta Padovana, Onara di Tombolo, si sentono già i primi rumori, le prime chiavi che girano bulloni. Certo, è già da ieri sera che c'è questo rumore che gira, perché ieri è stata la prima giornata di gare. 51 anni fa, dall'idea di Alberto Sgarbossa della ditta SAF e un presidente della Proloco, allora non era ancora presidente, hanno pensato bene di portare ad Onara la Gymkhana. Loro partecipavano a delle Gymkhane fuori paese e hanno pensato di portarla qua. Hanno studiato il percorso, l'hanno fatto approvare, l'hanno omologato e da allora si continua a correre. Ma è qua, in questo piccolo paese, che succede un vero e proprio miracolo. Onara diventa una vera e propria ottofficina a cielo aperto. Mai come a Onara probabilmente c'è stata una dedizione da parte dei ragazzi a questa manifestazione, ai motori. Quindi gli onarani aprono le porte e aprono i garage. Anche a chi viene da fuori, ma soprattutto sono onarani. Quindi diventano lungimiranti pensatori e costruiscono questi prototipi, queste macchine, dalle qualità sempre più innovative. Certo, e vi posso dire, queste due auto sono due auto i cui motori sono stati costruiti dal primo all'ultimo pezzo da un ragazzo, mentre gli altri sono elaborati, sono modificati, hanno fatto qualcosa. Questi li ha costruiti lui. Guardate la particolarità di queste macchine che non esistono di per sé nel mercato. No. Quanti ce ne sono di questi prototipi? Ve lo facciamo vedere subito. Ci troviamo nel paddock delle auto, vero Andrea? Certo, ciao, sì. Buongiorno. E questi sono i box dove vengono costruite queste macchine. Esatto, Sì, vengono cambiate, vengono modificate. Cosa succede? Portiamo la Gymkhana di Onara nelle case dei nostri telespettatori, raccontacelo. Questa è una cosa per noi storicissima, sono 51 anni che la facciamo. Io da quando ero piccolo che vengo sempre a vederla. Cosa succede a queste auto e cosa succede in questa piazza? Queste auto, che è bellissima. Queste auto, i piloti che diventano dei tori quando le guidano perché sono presi dall'enfasi, dalla voglia di fare il miglior tempo e quindi è una goduria ogni volta. Per Onara è un'istituzione. L'inventiva e la strategia non mancano, vero Manni? No, Cosa succede? Bisogna sempre pensare a delle nuove strategie. Esempio, nella tua macchina cosa hai pensato? Io ho pensato di indurirla un po' dietro al posteriore perché con questo caldo e questa pista gommata scivola un po' meglio, quindi mi rientra in careggiata. Vediamo un attimo come è fatta dentro una macchina, come è fatta. Non ha i sedili, non ha niente, ne ha uno solo, è completamente sdernata. E ha 4 pedali, se notate, ha 4 pedalini, perché il freno a mano è quello tutto di sinistra. Praticamente non c'è il freno a mano, ma è fatto sul pedalino. Quando devi fare, diciamo, il testa-coda, vai col pedalino.
la confusione si fa sentire, si scaldano i motori. Qui arriviamo da Trento. Partono da Trento. Arriva qui con la macchina e Ah, e cosa succede? Succede che arrivo per la strada con le gomme stradali, Sì? mi fermo qua, ho dietro le gomme per fare l'autogincana, le cambio, faccio i giri, Sei operativo? operativo, la sera rimetto le gomme stradali e ritorno a casa. Quante vittorie in questa gymkhana? L'anno scorso e 2 anni fa. Cosa vuol dire vincere la mitica gymkhana di Onara? No, gran bella cosa perché qua la chiamano la Monte Carlo delle autogincane perché il circuito cittadino qua è... Quindi la Monte Carlo delle Monte Carlo. gymkhane. Ma non è finita qua. È la numero 31 questa. Eccola qua, voglio provare anch'io le brezza. E che cosa ha questa macchina di diverso dalle altre? Perché dovrebbe vincere. Questa qua ha la trazione dalla parte giusta. Quindi gira bene nelle curve. Esatto. L'adrenalina cresce qui, come vi dicevo, abbiamo tutta la famiglia Fabris. Sì. Allora, intanto partiamo con la 850, che ha quanti anni? È in alla 60? E quindi correvi tu. Sì, ma... Adesso corrono i figli. Cioè, Una macchina completamente ricostruita, sì, vero? fatto da noi. Questa è nata prima con il motore della macchina, del 124 Sport. Dopo non andava proprio bene e ho messo un motore nella moto, del Kawasaki Ninja 1200. Quindi- Sì, perché dopo i figli che più grinta del papà. E quindi- E allora che vuoi più grinta questa macchina? E se pensa ad arrivare primi, vero? Beh, fino adesso, stamattina siete tutti tu primi. Beh, dopo per carità, Una che famiglia- altri che forti. Dopo te una macchina fatta altri, mi fai muratore, non fai meccanico. E allora... Ma in questo caso sono piloti. Sì. Perché poi Ginky ha una monoposto, ma è sempre una vettura. Una specie di Formula 1, ma piccolino. Un furmolino. Posizioni? Ieri sera ho fatto il primo della mia categoria e il miglior tempo della gara. Quindi voglio dire piccola ma veloce. Ma piccolo ma divertente, esatto. È il turno di Nicolò che fa il meccanico? No, lui fa l'elettricista e corrette con quel missile con cui sta correndo il papà adesso, vero? Di generazione in generazione. Il vostro punto di forza, La famiglia. la famiglia. Praticamente quello che vede che non va bene mio papà, lo modifichiamo e provo io. Eccolo qua, è arrivato. Anche loro sono qui di Onara, ma voglio capire che lavoro fai. Meccanico. Cosa vuol dire fare da meccanico la gymkhana nel paese di Onara? È grande soddisfazione. L'emozione di poter vincere, di poter gareggiare. Siamo qui oggi intanto non per vincere, ma per fare compagnia, stare qui in compagnia. La gymkhana, ieri come oggi, consiste in un percorso tracciato da boe e birilli, da percorrere nel minor tempo possibile, senza abbatterne nessuno di questi. Ma cosa la rende così speciale? Qui ci sono i sogni di diverse generazioni. I bambini stavano incollati con gli occhi sulla pista, desiderando un giorno di poter fare lo stesso. La passione per questi piloti anno dopo anno cresce e porta ad investire ore e ore del loro tempo alla ricerca delle soluzioni migliori per rendere le macchine sempre più performanti e in grado di ottenere il miglior tempo. E poi, quando si condivide con altre persone la stessa passione, inevitabilmente si crea un bel gruppo pronto sempre a divertirsi insieme. Onarano Doc è il nostro sindaco di Tombolo, Luca Frasson. Buongiorno sindaco. Ciao Ida e buongiorno a tutti i telespettatori. Far parte della gymkhana di Tombolo con il tuo cuore, cosa vuol dire? Beh, la gymkhana esiste da 51 anni, per cui io che ne ho 40 sono nato con la gymkhana nel cuore. Tutti noi onarani siamo molto affezionati a questo evento
veramente ce l'abbiamo nel sangue ed è una cosa molto importante per noi Onarana. Si dice che di Aiola in Aiola si fa un giardino, difatti le manifestazioni motoristiche quest'anno non finiscono qua ma cominciano. Diciamo che questa è la più storica, la più importante, quella da cui arrivano anche piloti da molto lontano. Ce ne sarà una a Tombolo, fuori giri, una esibizione motoristica il 21-22 giugno. Tombolo Onara, terra di campioni, terra di sport, terra anche di tante cose importanti che voi festeggerete. Tra tutte, in luglio qui ad Onara, proprio dove siamo, ci sarà la grande festa della birra in un doppio weekend e poi a partire da settembre la festa della carne a Tombolo e tutti gli eventi che vedremo di qui in avanti. Che non si può mancare. Sindaco, e infine vogliamo capire chi vincerà questa Gymkhana in virtù di cosa? E vi farò parlare con la nostra giuria, la nuova generazione della giuria con gran passione sempre da Onara. Un evento sportivo è fatto sì dalle voci dei motori, ma anche dalla voce di chi regola questa grande gara. Sì, è verissimo, noi mettiamo con passione il nostro cuore e la nostra voce per raccontare, ma dobbiamo dire un forte e un grande ringraziamento ai nostri piloti, perché il rumore più importante è il rumore dei motori. Noi ci mettiamo la nostra voce, loro ci mettono il cuore, la passione e il rombo dei loro motori. E quindi nell'anno 2025 quali sono i vincitori? Sono tutti vincitori innanzitutto, soprattutto a vincere è lo sport, ma è il nostro bel comune che ogni anno ci permette di ritornare qua e fare questo meraviglioso spettacolo da ben 51 anni. Grazie, quindi una gara sportiva sì, ma non con vincitori totali. Vinciamo sempre tutti. La Gymkhana non è una semplice manifestazione, ma è un luogo dove tutti i piloti e chi sogna con loro ha lasciato un pezzo di cuore. Grazie di essere stati ancora una volta in nostra compagnia. Io naturalmente vi do appuntamento alla prossima settimana con il nuovo viaggio di itinerari turistici. Buona serata.